C'è il Io volevo sapere sia da Paul sia da Marco Travaglio una cosa semplicissima: perché in Grecia è nata Tsipras, perché in Spagna è nata Podemos e in Italia, sottoposta alla stessa sofferenza o quasi alla stessa, non è nata nulla. Oggi mentre noi parliamo a Roma sventolano vessilli fascisti. Ho appena visto una foto di Salvini che sta parlando da un palco e davanti a lui c'è un enorme cartello con Mussolini che dice "ti aspettavo". Purtroppo non è una vignetta, è uno che ci crede che sventola quel cartello, quindi questa destraccia fascista, se in Italia per fortuna non ha ancora preso piede, lo si deve anche al fatto che i sentimenti più critici nei confronti di questa Europa li ha intercettati il movimento, che certamente ha mille difetti ma non ha quello di portare dentro di sé le nature fascistoide, mentre in altri paesi le destre stanno intercettando, vedi la Francia, parlo di destre fasciste, xenofobe, il grosso del malcontento nei confronti di questa Europa. Poi adesso c'è questo tentativo che è stato lanciato in fase embrionale ancora da Maurizio Latini, su cui ci siamo esercitati questa settimana a interpellare varie personalità, da Stefano Rodotà, Ferrari, ad altri, vedremo che cosa ne sarà. Direi che insomma non è che ci sia proprio il nulla al di fuori dei partiti tradizionali. Poi certo c'è il problema che segnalava Paul Gisborne prima, cioè un'eccessiva inerzia di una parte della società civile che negli anni passati magari era invisibile anche in piazza e che è stata colta da una delusione, da un flusso che sono una colpa fondamentale da parte delle forze politiche che non hanno mai saputo fare tesoro di quel potenziale e che anzi lo hanno sempre cercato di soffocare, esattamente come ha fatto l'informazione che ha assunto la parola girotondino come un insulto anziché come un'opportunità. In realtà io ricordo con grande piacere e con grande entusiasmo quella stagione, perché è una stagione nella quale la gente faceva paura ai partiti e rischiava persino di migliorarli un po'. E dato che le cose che sono successe si possono ripetere sotto altre forme, non escludiamo che si ripetano. D'altra parte dobbiamo anche confidare nella forza propulsiva che i partiti hanno sempre prestato involontariamente ai movimenti della società civile. Arrivano a fare cose talmente invereconde che a un certo punto c'è una reazione, quindi confidiamo che si arrivi a questo punto e che si veda anche la reazione proporzionata alle provocazioni che subiamo tutti i giorni con troppo silenzio. Grazie Marco, grazie a voi che ci ha fatto una bella cosina, lui ha ragione,
siamo società civile dobbiamo imparare anche ad autodisciplinarci, a calcolare quali sono gli obiettivi. In questo momento ce ne sono talmente tanti, il primo dei quali secondo me è impedire che passi questa seconda Costituzione, io ormai la chiamo la nuova Costituzione, debba stare tanto tranquillo, perché insomma è un popolo molto vario, molto vasto, quello che a un certo punto quando lo chiami, se avremo le voci per poterlo chiamare, perché se ce le tolgono ovviamente non saprà neanche di essere chiamato, ma se avremo quella voce io credo che risponderanno parecchio, perché è come se ti dicessi tu non solo non ci dai il lavoro, ci togli qualunque speranza per il futuro, ci togli anche quella Costituzione che era l'unica cosa che ci teneva insieme come paese, e allora io penso che se riusciamo a spiegarlo agli italiani, quindi c'è sempre un se molto importante, perché se nessuno ci chiama, se dobbiamo farlo andando noi a fare volantini per le piazze non sarà molto semplice. Ma se gli italiani riusciranno ad avere un quadro completo di quello che sta per succedere, di chi sono i responsabili e di che cosa invece vorremmo fare, perché ovviamente insieme dobbiamo dare anche un progetto, perché non è carino di dire di no e basta, ma noi di progetti ne abbiamo diversi, quindi non ci vengano a dire che si dice no e basta. Ecco, allora io credo che ce lo possiamo giocare questo referendum, non starei per niente tranquillo se fosse questo governo. Posso dire solo una cosa, che le parole... dobbiamo dirgli, suggerisce Lorenzo, stai sereno, stai sereno, governo Renzi. Io volevo solo dire questo, che le parole del santo sono sacrosante, ma secondo me non bastano, perché se la società civile non si presenta a questo nuovo associazionismo con modi radicalmente diversi di impostare la politica, non faranno grandi strade. Se l'associazione delle cittadine è semplicemente una conglomerazione senza un ripensamento molto profondo, molto approfondito, io ho paura che saremo visti come la stessa vecchia cosa in un'altra forma. Bisogna essere molto radicali nel mettere in dubbio noi stessi e cercare delle forme di praticare la politica che sono nuove, che rompono con i partitini che sono stati dominanti nella sinistra dai tempi proprio anche sono tutto vecchi politici. Sì. Scusa. Io voglio dire che sono stufa di sentirmi dire da tutti, sì, ma voi che siete così bravi a denunciare, fate bei manifesti, sapete con anni di anticipo i rischi che si corrono, quando è che abbiamo cominciato a dire la svolta autoritaria non sono magari altre cose, ma poi cosa fate? Come sono stufa io, spero che siano stufi tanti altri, quindi questa volta non abbiamo alternative, o ce la facciamo o si perde tutti quanti, è una sfida veramente molto importante. Io credo che noi la giustizia cercheremo di potercela tutta, certamente conoscendo bene le esperienze che avete fatto, che hanno fatto altri prima di